Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati con Focus TG, sperando che abbiate passato un buon ponte di festività di Pasqua. Certo, a Fontaniva è stata una Pasquetta nella tarda serata di ieri di paura per una tromba d'aria che ha colpito la zona del paese con tetti scoperchiati tra aziende e abitazioni. Allora subito andiamo in diretta con Federico Fusetti insieme a Francesco Ratai proprio nella zona colpita dalla tromba d'aria. Buongiorno Federico. Buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori. Proprio come hai detto tu, siamo a Fontaniva, per la precisione siamo in via Risorgimento, che è una delle zone più colpite. E in realtà è una tromba d'aria che ha colpito un po' a macchia di leopardo, quindi anche zone lontane l'una dall'altra, grandinate e anche i comuni qui intorno. A Fontaniva però in particolare, come ci ha raccontato anche il sindaco Edoardo Pitton, sono stati impegnati tutta la notte vigili del fuoco e anche la protezione civile proprio per fare un po' anche la conta dei danni. Qui siamo a casa del signor Francesco, che ringraziamo, buongiorno, per averci aperto il cancello. E insomma ha avuto dei danni notevoli, notevoli anche lei. Ci racconta cosa è successo ieri sera? Guardi, per me era un terremoto, insomma, una cosa impensabile, un rumore potente con due lampi grandi. E come che te dico? Mi faceva paura, era fuori tutto piante, tocchi, tutto arrivava giù, capito? Ecco. Quindi volavano alberi, lamiere. Se te pensi che mi lavorava tutta stamattina per mettere a posto una santa, ma no, un po' di tutto. Ma lei ci diceva prima che non ha mai visto una cosa del genere. Giuro, io ho 73 anni, una cosa del genere non l'ho mai vista, mai vista. E anche le case qui intorno, lamiere che sono volate via. Diciamo che è più su via Risorgimento, di qua un po' meno, però era prima paura, veramente una roba brutta, insomma, ecco. Ha già fatto un po' la conta dei danni che ha avuto lei? Non ho fatto la conta, ma insomma gli danni che beh o mai sì. È venuto qualcuno ad aiutarla poi ieri sera? No, io andai a lavorare sono stata perché si era battuta delle piante in casa. E lei allora finì 3 stanotte, mi sembra, vero? Sì. Per te. Esatto. Grazie signor Francesco, grazie mille. Ecco, come dicevo, al lavoro tutta la notte i vigili del fuoco, che hanno avuto decine di telefonate da aziende e da case. Questa mattina stanno un po' terminando il lavoro. Non lontano da qui, come diceva il signor Francesco, c'è la statale e anche lì molti alberi che avevano proprio addirittura ostruito la strada, e quindi c'era stato bisogno di un intervento più massiccio, direi. Sono poche alla fine le vie colpite, ma in maniera pesante. Qui vedete i danni agli alberi nel giardino di questa abitazione, però c'è stata anche, e poi più tardi ve le faremo vedere, delle lamiere che sono volate via da altre abitazioni, tetti, pannelli solari, quindi impianti fotovoltaici che sono andati distrutti. E come dicevo, oltre alla protezione civile anche l'amministrazione, quindi il sindaco e il vice sindaco, tutta la notte fino a questa mattina per fare la conta dei danni, che è ancora in corso, ed è quello, insomma, diciamo, il prossimo passo è riuscire a capire esattamente l'entità dei danni che ha colpito Fontaniva, ma come dicevo anche altri comuni, anche a Carmignano e altri comuni, grandinata non fortissima, ma in questa zona precisa, Nicola, come dicevamo, la tromba d'aria è quella che ha fatto i danni maggiori. Quindi diciamo quanti interventi più o meno? Federico, senti? Nicola, se mi senti ti restituirei la linea. No, volevo chiederti quanti interventi più o meno in tutto, quindi. Quanti interventi in tutto? Per quanto riguarda il numero degli interventi, insomma, dai vigili del fuoco abbiamo saputo che sono alcune decine le chiamate che sono arrivate, e quindi gli interventi fatti per mettere in sicurezza abitazioni e aziende, oltre naturalmente a tutto il lavoro fatto dalla protezione civile. Allora facciamo così, Federico, ricolleghiamoci dopo per vedere anche magari un'azienda oppure qualche altra situazione che ha avuto dei danni, va bene? Sì, va bene.
Perfetto, benissimo, grazie a Federico Fusetti. Allora, continuiamo sul maltempo, prima di parlare di altra cronaca. Purtroppo la cronaca di questi ultimi 2 giorni ci racconta di 3 tragedie avvenute sulle strade della Marca e del Veneziano, anzi 4, perché dobbiamo contare anche una vittima nel Padovano. Ma restiamo sul maltempo, allora vediamo con la giornata più critica, quella di ieri, non solo nella Marca trevigiana, il resoconto di quanto accaduto ieri nel servizio di Anna De Roberto. Torna a franare il terreno sulla provinciale 36, l'allerta è stata diramata dal primo cittadino, Luciano Fregonese, che nelle prossime ore emanerà una nuova ordinanza per imporre ai proprietari delle terre di tagliare le piante e mantenere la sicurezza del versante. Versante che le piogge degli ultimi 2 giorni hanno contribuito ad aprire fino a raggiungere quasi 2 chilometri di ampiezza e 400 metri di altezza. Da novembre a oggi su un fronte lungo circa 1,5 chilometri della strada provinciale, e quindi è tutto il fronte che rischia un po' alla volta di cedere. Sono piccoli smottamenti ma frequenti e numerosi. Martedì interverremo al posto del privato per il taglio di una trentina di piante, addebitando poi i costi al privato, e poi faremo ulteriori ordinanze, già fatte peraltro, verso i privati. La prossima settimana ha atteso un incontro in provincia per chiedere un'analisi idrogeologica del territorio, mettere a terra un progetto di tutela attraverso nuovi finanziamenti. E ringrazio i volontari anticini boschivi e alpini di protezione civile che danno sempre un supporto, coordinati dai lavori pubblici del comune di Valdobbiadene. Teniamo sotto controllo tutta l'area, nella speranza che il maltempo non sia così intenso da creare altri smottamenti. Il maltempo delle ultime ore ha interessato pesantemente le colline del Prosecco. Coldiretti Treviso fa sapere che la situazione potrebbe generare smottamenti. Siamo in attesa di capire come evolve, dicono. La preoccupazione è tanta in relazione alle gelate tardive. A Musestre di Roncade la pioggia incessante mista al forte vento ha fatto crollare la porzione di un'abitazione disabitata da tempo. Mattoni e calcinacci hanno invaso la strada, costringendo l'intervento della protezione civile e di vigili del fuoco per interdire il passaggio agli automobilisti. Nei prossimi giorni il casolare sarà demolito. Il centro funzionale decentrato della protezione civile ha prolungato l'allerta meteo gialla fino alle 14 di domani. Maltempo che ha portato la neve sulle prealpi bellunesi. Secondo i dati forniti dal bollettino di oggi dell'ARPAV regionale, questa mattina sono scesi 15 cm di neve a Cima a Predazzo e a Valvares, sopra Cortina. Pesanti ripercussioni alla viabilità autostradale ha avuto la frana caduta lungo la A23, chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia tra i caselli di Carnia e Pontebba. Questo servizio allora di ieri di Anna De Roberto, quindi l'allerta che permane fino alle 14 di oggi. Avete visto peraltro il sindaco Fregonese, ce l'avremo fra poco in diretta con Lucio Zanato per capire com'è la situazione frane e smottamenti sulle colline del Prosecco UNESCO. Faceva riferimento Anna De Roberto proprio alla frana sulla A23, vediamo il servizio della redazione di Udine di TV12. È stato riaperto poco prima delle 17 sulla A23 Udine-Tarvisio il tratto tra Pontebba e Carnia in direzione Udine dopo una giornata che per puro miracolo si è conclusa senza tragedie. Questa mattina a causa delle piogge continue e intense si è verificato un distacco di rocce che sono franate sulle corsie. Il masso più grande pesava ben 15 tonnellate. Vista la giornata festiva con transito particolarmente elevato anche di turisti austriaci e tedeschi, è stata davvero una gran fortuna che nessuno si sia fatto male. A causa dello smottamento 3 veicoli sono rimasti bloccati, ma nessuno è stato colpito. La A23 è stata chiusa al traffico praticamente per la gran parte della giornata, con code e disagi degli automobilisti in coda, soprattutto a metà mattinata. Grande e difficile lavoro, vista la pioggia continua, del personale di Autostrade per l'Italia che gestisce il tratto, dei vigili del fuoco, la polizia stradale e i geologi presenti. Al momento il traffico transita su una corsia per senso di marcia. Il provvedimento è stato adottato dopo il completamento delle operazioni di ripristino del piano viabile in via precauzionale, in attesa di definire, di concerto con gli enti territoriali con cui Autostrade per l'Italia è in contatto dalle prime ore di oggi, gli interventi necessari per la definitiva messa in sicurezza del fronte franoso. E poi la disavventura per 5 ragazzi che avevano scelto di festeggiare Pasqua e Pasquetta campeggiando lungo il fiume Brenta nell'Alta Padovana, sempre appunto ieri.
Pasquetta di paura per 5 giovani che a Cittadella, in località Santa Croce Bigolina, sono rimasti intrappolati su un isolotto in mezzo al fiume Brenta. Per portarli in salvo sono intervenuti i vigili del fuoco da Padova e da Vicenza con il personale del gruppo Speleo Alpino Fluviale. I 5 giovani avevano deciso di festeggiare Pasqua e Pasquetta campeggiando sul fiume, senza però considerare il possibile innalzamento del livello delle acque dovuto alle copiose piogge. I ragazzi, capito di essere rimasti bloccati in mezzo al fiume, hanno subito dato l'allarme. A portarli in salvo, appunto, i vigili del fuoco, che hanno raggiunto il gruppo sull'isolotto con un gommone da rafting. Dopo averli rassicurati e averli fatti indossare l'attrezzatura di sicurezza, li hanno recuperati con il gommone, con una manovra che in gergo tecnico è chiamata tirolese. I 5 giovani sono stati quindi portati a riva, nessuno è rimasto ferito. Questo dunque sul fronte maltempo, ma fra poco continueremo a parlare di maltempo per capire quanto accaduto anche nel Bassanese, a Rosà in particolare, e poi anche torneremo sulle colline di Valdobbiadene per il monitoraggio delle frane. Anzi, forse vedo pronto fra poco Lucio Zanato. Forse potremmo restare, chiedo alla regia, potremmo restare collegati così non restiamo sul maltempo? No, lo vedo Lucio Zanato da un'altra parte. Va bene, allora facciamo così. Andiamo a parlare della Pasqua e Pasquetta, questa Pasqua e Pasquetta di sangue lungo le strade del Veneto. Purtroppo tante tragedie che hanno insanguinato questo ponte festivo. In ordine di tempo non è l'ultima, ma è quella che sta destando maggiore cordoglio tra il veneziano e il trevigiano, la morte di un 28enne, aveva compiuto gli anni da pochi giorni, che ha perso la vita a Noventa di Piave. Il ragazzo è di Salgareda e a Salgareda si trova Edi Caliman. Buongiorno Edi. Buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori. Siamo a Salgareda, paese d'origine di Davis Marson, 28 anni compiuti proprio pochissimi giorni fa. Davis ha perso la vita ieri a bordo della sua Punto mentre stava percorrendo via Romanziolo, una strada che di Salgareda conosce molto bene perché collega l'Argine verso Noventa e poi porta fino a San Donà di Piave. È una strada che non è molto trafficata e di solito si spinge un po' sull'acceleratore. Erano stati installati da poco degli autovelox. Quello che è successo, Nicola, è molto tragico. Davis ha perso il controllo della sua auto, è finito nella corsia opposta e ha incontrato l'arrivo di un'altra auto, una Ford Ka guidata da un 85enne, a bordo altri 2 signori, 2 settantenni che sono stati ovviamente coinvolti nell'impatto. Fortunatamente loro hanno riportato ferite lievi, invece sono apparse subito gravissime quelle di Davis. Immediato l'arrivo dei soccorsi, che purtroppo non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane 28enne. Questo perché l'auto è stata sbalzata a qualche metro di distanza per l'impatto molto violento. Noi siamo a Salgareda, Nicola, perché con me in compagnia, lo presento, c'è il sindaco Favaretto. Il sindaco, buongiorno innanzitutto. L'abbiamo chiamato qui perché Salgareda è una piccola comunità, ci si conosce tutti, e sindaco, lei conosce molto bene la famiglia. Sì, decisamente. Giancarlo lo conosco da bambini ovviamente, ma conosco anche la moglie Sonia e il figlio Loris. Anche Davis ovviamente adesso non c'è più, purtroppo. Ero proprio al telefono pochi istanti fa con Giancarlo per motivi di celebrazione del funerale, insomma, ecco, questo era, parlavamo di lui, del ragazzo, insomma. Volevo fare le condoglianze a tutta la famiglia perché la città, il paese è sgomento, ovviamente, perché la perdita di un ragazzo così giovane in questo tragico incidente, insomma, dispiace a tutti i salgaredesi, ovviamente. Siamo molto dispiaciuti. La famiglia come sta? Sono sgomenti anche loro, ovviamente, disperati. Ho sentito Giancarlo, diciamo, era
tristissimo, nel senso che proprio non riusciva neanche a dirmi qualcosa di particolare, come abbiamo parlato di tutt'altro, così. E quando la perdita di un figlio deve essere devastante, immagino, così non voglio neanche pensarlo, ecco. Prima Sindaco ci diceva Salgareda oggi è una comunità oltre che sotto shock in lutto, ovviamente. Sì, sicuramente è l'argomento fra virgolette del giorno, anzi delle giornate, perché poi ci sono tutti i ragazzi del territorio, si conoscono fra di loro, si frequentano, e quindi questa notizia ci ha veramente sconvolto, ecco, diciamo la verità. Adesso l'importante è stare vicini alla famiglia, cercare di aiutarli moralmente, e questo non è facile per nessuno. Io ho parlato anche con la zia, con l'Ederina, che la conosciamo tutti perché è una volontaria importante della Proloco di Salgareda, e con i cugini che conosco da una vita, anche con loro, così si parlava della dinamica dell'incidente. Insomma, adesso è al vaglio, tutto quanto è al vaglio presso i carabinieri, vediamo cosa diranno. Insomma, però la triste realtà è che deve aver perso il controllo dell'auto e sbandando è andato a incontrarsi con questa automobile. Insomma, poi lui si è rovesciato e lì deve essere successo qualcosa. Insomma, ecco. Sindaco, lei ha voluto farci incontrare qui perché è un luogo abbastanza simbolico per Salgareda. Questo, cosa stiamo vedendo alle nostre spalle? Sì, è un murales che abbiamo voluto noi dell'amministrazione comunale, tutti i consiglieri e assessori, e questo è proprio per contribuire, diciamo, a sensibilizzare, diciamo, questa importante tematica che sono gli incidenti stradali nel territorio. Tutto il Trevigiano ci siamo posti questo problema, abbiamo fatto anche diverse riunioni. L'importante è che noi amministratori cominciamo anche ad avere la possibilità di realizzare, diciamo, infrastrutture importanti per cercare di evitare che accadano questi incidenti. Poi le persone devono metterci anche del loro, insomma, ecco, questo, fare molta attenzione, ci vuole molta attenzione. Quindi, Nicola, hai sentito una comunità in lutto, quella di Salgareda, la testimonianza del sindaco e l'impegno per cercare di evitare queste stragi sulle strade trevigiane e non solo, ovviamente. Con Nicoletta Rizzetto da Salgareda ti restituisco la linea. Grazie a Edi Kaliman e a Nicoletta Rizzetto. Tragedie purtroppo che abbiamo detto sono state tante in questi 2 giorni, in queste 72-48 ore. C'è la tragedia di Chioggia, c'è un'altra comunità, quella di Sottomarina, sconvolta, una comunità che era già provata dalla tragica fine della famiglia, lo ricorderete, morta nell'incendio di Sottomarina. Un'altra tragedia, quello del giovane che è morto nell'auto finita nel canale. Allora andiamo da Filippo Fois a Sottomarina. Filippo. Buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Lo vedete il cartello che annuncia la chiusura per lutto del ristorante Adriatico, il ristorante nel quale Daniele Tenchella lavorava assieme alla famiglia, era l'unico figlio maschio. Ci troviamo sul lungomare Adriatico, di fronte a noi ci sono le spiagge di Sottomarina. È una bellissima giornata di sole dopo il maltempo di questi giorni, ma purtroppo è un'altra giornata di lutto per un comune che è scosso ad appena una settimana dalla tragedia in cui ha perso la vita una famiglia nell'incendio della propria abitazione, da un nuovo pesantissimo lutto. Daniele Tenchella era anche lui molto conosciuto qui a Sottomarina, lavorava di fianco nel ristorante che si trova di fianco a questo campeggio, uno dei più importanti che si trovano qui in zona. La notte tra sabato e domenica si trovava al volante della sua automobile assieme a una giovane amica, sono finiti nel canale. C'è stato anche l'intervento eroico da parte del comandante dei vigili del fuoco di Chioggia, Terry Costa, abita poco distante dal luogo dell'incidente, si è immediatamente
immediatamente tuffato in acqua, ha raggiunto l'automobile che stava affondando, è riuscito a salvare la ragazza, si è rituffato per salvare anche Daniele. Purtroppo non c'è stato niente da fare. È stata fissata la data dei funerali di Daniele, si terranno giovedì alle ore 15 nella chiesa di San Martino. Sempre alle ore 15, ma di domani pomeriggio, si terrà invece il funerale della famiglia Scarmanati, Gianni, Luisella e Davide. In questo caso il funerale sarà officiato al padiglione aste del mercato ortofrutticolo di Chioggia. Si prevede una grossa affluenza di persone, perché, come detto, anche in questo caso si trattava di una famiglia conosciutissima a Chioggia. Forse, se in queste due tragedie dobbiamo trovare un lato positivo, è quello delle persone che si sono prodigate per salvare queste vite. Abbiamo parlato di Terry Costa, il comandante dei Vigili del Fuoco, che si è tuffato coraggiosamente in acqua, riuscendo a salvare uno dei due occupanti dell'automobile. Mi piacerebbe ricordare anche Kevin Varagnolo e Uman Munir, che lavorano in due locali che si trovavano vicino all'abitazione che è andata a fuoco in via Roma Sottomarina, i quali anche loro hanno tentato disperatamente di salvare la famiglia Scarmanati, purtroppo senza riuscirci. Io direi che per ora da Chioggia è tutto. Nicola, ti restituisco la linea. E grazie a Filippo Fois. Lo dicevamo, un ponte di sangue, altri gravi incidenti nel Padovano nel fine settimana. Il bilancio è di un morto e almeno 2 feriti gravi. Tragico weekend di Pasqua lungo le strade del Padovano. L'incidente più grave lungo la provinciale 38 tra Bastia di Rovolone e Vo, sui Colli Euganei, nel quale ha perso la vita un 77enne del posto. Scontro frontale tra 2 auto per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri. A perdere la vita è stato uno dei 2 conducenti, 77 anni, di Vo, mentre il secondo autista è rimasto ferito ed è stato estratto dall'auto dai pompieri. Sul posto il SUEM, i carabinieri e i vigili del fuoco. Lo schianto è avvenuto verso le 21. La viabilità è stata affidata ai carabinieri lungo una delle strade di accesso ai colli, molto trafficata nella giornata di Pasquetta. Altro grave incidente domenica in Corso Stati Uniti, zona industriale di Padova. Vittima una donna di 33 anni incinta, ora in ospedale, rischia la vita, così come il bimbo che porta in grembo. È accaduto alla rotatoria all'incrocio con via Messico. La coppia di Trebasele che stava raggiungendo i parenti per il pranzo quando, per cause da accertare, l'auto condotta da un 28enne, compagno della futura mamma, si è rovesciata e ha finito la sua corsa contro un albero. Sul posto il SUEM, i vigili del fuoco e la polizia municipale per i rilievi e per accertare la dinamica. Infine dramma anche nell'Alta Padovana, a San Giorgio delle Pertiche, dove un gruppo di 5 amici a bordo di una Hyundai è finito fuori strada e l'auto è scivolata nel fossato. Un impatto molto forte, con l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre i feriti. Uno di loro è in gravissime condizioni, trasportato con l'elicottero del SUEM a Padova, dove è ricoverato in prognosi riservata. Gli altri 4 sono stati accompagnati a Campo San Piero e Cittadella, ma le loro condizioni non sarebbero gravi. Notevoli disagi al traffico, sul posto anche i carabinieri. E poi, per chiudere questo drammatico cerchio di sangue, il 28enne di Mogliano che ha perso la vita sempre in questo weekend. Oggi noi volevamo tener chiuso, ma siccome aveva preso l'ultima prenotazione senza il numero di telefono non potevamo cancellarla. Siamo venuti a fare la sua ultima prenotazione, che rende la giornata ancora più dura. A parlare è il datore di lavoro di Salim Baccas, 28 anni, morto sabato notte nel tragico incidente sul Terraglio a Preganziol, all'altezza dell'incrocio tra via San Bughe e via della Croce. Salim, originario di Mogliano, quella sera aveva da poco lasciato il lavoro e a bordo della sua moto si stava dirigendo probabilmente verso il centro di Treviso. Io l'ho mandato via alle 10, sabato sera, doveva smontare alle 11, ma siccome sabato era pre-Pasqua, poco lavoro e Pasqua eravamo pieni, gli ho detto: Sal, vai a casa, mi raccomando, vai a casa che domani abbiamo una giornata di cacca. Mi fa: sì, vado a casa, alle 10:15. Se me lo tenevo qua era ancora vivo. Non si dà pace Davide, che ogni volta che lo vedeva arrivare in sella alla sua tanto amata 2 ruote blu lo esortava a prendersi una macchina. Troppo pericoloso uscire tardi la sera con la moto. Il terraglio, la strada dritta, l'asfalto ancora bagnato, un incrocio e l'impatto fatale con un'auto guidata da un 55enne rimasto ferito. Ancora da accertare le esatte dinamiche dell'incidente, forse una mancata precedenza. I segni ancora evidenti sulla strada, dove qualcuno ha portato un lumino e delle rose bianche poste tra quello che resta a terra della moto di Salim.
Immediato l'arrivo dei soccorsi quella notte, che però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane 28enne. Il loro papà lavora con la mia famiglia da più da 40 anni, quindi io Salim l'ho conosciuto in passeggino quando è nato e mi chiamava zio Davide. Nella foto appesa in sala il legame tra Davide e la famiglia di Salim. Il suo ricordo tra i colleghi è commosso e sentito. Salim era un putiferio, positivamente. Lui gli piaceva, si divertiva, lavorava. Poi lui era molto forte, ha lavorato tanti anni a Treviso. L'amore per le moto, il liceo, un grande lavoratore lo hanno definito i colleghi. Oggi che il locale è aperto e la tristezza riempie il silenzio della sala vuota, i calici sono in alto, tutti a brindare per Salim. È dura, è dura. È dura perché è mancato un amico, è mancato una parte di famiglia. Speriamo che sia andato in un posto migliore. Dai drammi delle strade torniamo a parlare del maltempo. Abbiamo visto un quadro iniziale con la tromba d'aria di Fontaniva. Andiamo lungo la fascia pedemontana a Rosà. Chiara Gaiani, buongiorno. Buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori. Ci troviamo in mezzo a questo campo coltivato ad asparagi con il presidente del consorzio dell'asparago DOC di Bassano, Paolo Brotto, perché le piogge, anche i violenti temporali che si sono abbattuti lungo tutta questa fascia con alcune grandinate hanno dato l'ennesimo duro colpo ad una stagione che era tutto sommato partita anche bene, è vero Paolo Brotto, perché l'asparago ha bisogno di acqua, il caldo aveva fatto maturare le piantine, resta un frutto, un prodotto davvero di ottima qualità in quest'annata, però questo tempo che ancora continua ad essere ballerino continua a crearvi grossi problemi. Beh, quest'anno, a differenza delle scorse stagioni, siamo partiti con un'annata con abbondanza di acqua, a differenza degli ultimi anni che avevamo la siccità. Questo ha comportato, con le temperature anche abbastanza miti, un anticipo di produzione che, ahimè, però è stata un po' costante, però un po' a ribasso, ecco, nella produzione, perché non abbiamo avuto, diciamo, i picchi proprio dovuto, insomma, al clima, alle piogge continue e al tempo anche nuvoloso. Quindi speriamo adesso in questa settimana che mettano un tempo più bello, più soleggiato, che riesca a scaldare questi cumuli di terra per dare un prodotto con un quantitativo maggiore. Ecco, alcune aziende tra l'altro hanno avuto dei problemi proprio perché non avevano fatto alcune operazioni preliminari e si sono ritrovate con la pioggia che ha ritardato ulteriormente la raccolta. Sì, alcune aziende si sono prese, diciamo, non in ritardo perché sarebbe stato il periodo ottimale, però questo mese di febbraio e anche marzo le piogge sono state continuative, quindi la terra non era mai asciutta e hanno dovuto correre un po' ai ripari la scorsa settimana a fare queste bollature, questi cumuli di terra che voi vedete, proprio per far sì, dopo di iniziare, insomma, la raccolta dell'asparago bianco. Insomma, non c'è più la stagione, è sempre difficile, dovete fare quasi a pugni per cercare di capire come organizzarvi, come si possa raccogliere, come andare, come far andare bene le cose. Sì, è sempre un terno al lotto, diciamo, e la stagione, gli ultimi anni eravamo abituati con il problema opposto. Quest'anno abbiamo un altro problema. Sicuramente ci ha messo delle difficoltà, dei bastoni fra le ruote, però insomma dobbiamo anche ringraziare che quest'acqua sia venuta finalmente, quindi sia per le falde anche per le carichi nivali in montagna non avremo sicuramente problemi anche durante l'estate. Ecco, chiudo con una curiosità: questa produzione è destinata al mercato locale ma parte anche per il Giappone, ci raccontava. Sì, il grosso del consumo viene fatto localmente, anche perché abbiamo una forte collaborazione con la ristorazione locale, però una parte di un prodotto, diciamo anche quello più che forse anche i locali non vogliono, quindi l'asparago quello più grosso, parte per il Giappone. È già da anni che lo si esporta, c'è sempre una richiesta maggiore. Molte trasmissioni sia dalla principale rete giapponese e anche altri documentaristi giapponesi sono venuti qui proprio nel nostro territorio a visitare, insomma, le aziende che lo coltivano. Ecco, con questa particolarità io ringrazio Renzo Rigon per la collaborazione tecnica, Paolo Brotto che ci ha dato ospitalità. Da Rosà restituisco la linea allo studio. Grazie a Chiara Gaiani, andiamo velocemente in pubblicità, poi a vedere la situazione sulle colline di Valdobbiadene con Lucio Zanato.
Di nuovo in diretta con Focus TG, allora chiudiamo l'ampio sguardo anche sul maltempo con Lucio Zanato che si trova nella zona di Valdobbiadene, il rischio è quello delle frane. Buongiorno Lucio. Buongiorno, mi trovo tra Guia e Combai, territorio di Valdobbiadene. Qui sono con il coordinatore dell'AVAB della zona, Christian Tex, e con il sindaco di Valdobbiadene, Luciano Fregonese. Perché? Perché qui c'è stato un intervento molto importante questa mattina per degli alberi che sono scesi praticamente sulla strada. Allora è stato un intervento, comincio con il coordinatore perché si è fatto praticamente Pasqua e Pasquetta qua a controllare, giusto? Sì. Tengo io. Allora ringrazio, intanto mi presento, sono Cristian Tessaro, il coordinatore antincendio boschivo, sono sempre al fianco qua del sindaco, che quando c'è un'emergenza noi siamo sempre pronti, siamo al loro fianco. Ecco, in questo caso da quanto è che siete qua a fare il controllo e quindi a fare in modo che le macchine passino piano? Noi siamo qua da venerdì, per capirsi in parole povere. I miei volontari si sono fatti Pasqua, Pasquetta e anche il sabato santo, il venerdì santo qua con è sotto l'acqua. È sotto l'acqua, veramente. Noi saremmo adatti per il discorso di incendi, però in questo caso siamo adatti per l'acqua. E qui c'erano praticamente 3-4 alberi che stavano scendendo lentamente sulla strada. Sì, stavano scendendo sulla strada e noi siamo intervenuti sempre su autorizzazione qua del nostro sindaco, che giustamente lui deve essere sempre al corrente di tutto quanto quello che facciamo che sia strada provinciale o sia strada comunale, è sempre stato avvisato, e anche l'architetto Madalosso è sempre stata tenuta informata proprio di tutti i lavori che abbiamo fatto. Comunque noi questo fine settimana qua abbiamo fatto 5-6 interventi sul discorso delle frane, tra tagliare alberi e quant'altro. Ecco, 5-6 interventi, sindaco, vuol dire insomma che c'è un ragionamento da fare su questa strada e non solo per la collina trevigiana o comunque per le colline UNESCO? Beh, questo versante che è lungo circa 1,5 km per un'altezza tra i 300 e 400 metri, da novembre l'anno scorso ha avuto diversi fenomeni di piccoli smottamenti, questo è il quinto che ha interessato il versante proprio lungo la strada provinciale. È chiaro che sono delle avvisaglie queste, gli interventi sono tutti stati messi in sicurezza. Oggi e domani con una impresa boschiva di Valdobbiadene eseguiamo un taglio importante di 30 piante di grosse dimensioni in proprietà privata, ma a seguito di ordinanza. Poi il privato interverrà nei prossimi giorni insomma, per mettere in sicurezza il versante. 30 piante sono tante, però vuol dire che caricano tanto sul terreno che poi con la pioggia diventa molle, quindi scendono perché c'è troppo peso per le piante. Sì, questo è il fenomeno che si sta verificando. È chiaro che il fatto che in così poco tempo si siano verificati questi smottamenti così concentrati ci fa pensare che sia necessario indagare tutta l'area, appunto 1,5 km per 400 metri di altezza, uno studio idraulico, idrogeologico e geologico, perché probabilmente il deflusso dell'acqua è cambiato, quindi penso che in questi mesi l'acqua abbia scorso insomma, all'interno del bosco, indebolendo progressivamente il terreno. Le piante di grosse dimensioni ovviamente caricano di peso il terreno, ma probabilmente gli interventi necessari saranno idraulici, ma anche di consolidamento con reti, gabbionate. Insomma, non sarà un intervento semplice. Adesso si interviene in emergenza per la messa in sicurezza di queste frane, però insomma, va fatta un'analisi ben più approfondita su tutto il versante. Infatti lei lancia 2 iniziative: la prima, un vertice in provincia per fare un piano comune e un intervento comune che sia anche con regione e con protezione civile. La seconda è anche un appello ai viticoltori, a chi qui il prosecco lo produce. Beh, il primo appello, certo, stiamo chiedendo un tavolo in provincia per il fatto che questa è una strada provinciale. Vero è che i terreni sono di proprietà privata, però probabilmente, vista l'entità del versante, gli interventi saranno molto costosi. Dovremo chiedere dei finanziamenti alla protezione civile regionale o nazionale, quindi avere il sostegno e il supporto della provincia è fondamentale per noi, e lavorare assieme è un fatto dovuto. L'altro appello poi, questo in una logica ben più ampia, che è stata sviluppata anche in un convegno che abbiamo realizzato la scorsa settimana a Valdobbiadene, un altro lo faremo questa settimana sul tema della montagna. È emerso chiaramente che l'area UNESCO delle nostre colline ha bisogno della montagna, più del 50% della superficie è boscata. La montagna dà valore all'area UNESCO.
UNESCO. Credo che l'area UNESCO possa aiutare a salvaguardare la montagna. Cioè praticamente pulire il sottobosco e magari anche utilizzare i castagni perché facciano dei pali da testa che abbelliscono le bancole praticamente. È chiaro che la montagna così come è oggi è solo un costo per i proprietari dei terreni, va valorizzata, vanno creati dei sistemi incentivanti che possono essere sì dei contributi, ma credo anche possano essere delle iniziative che tendono a valorizzare la montagna e il patrimonio vegetale della montagna. Un esempio è, per esempio, visto che stiamo parlando in questo caso di un bosco di castagno che a parte la zona di Miana e Combai valorizzata per il marrone, abbiamo tanti castagni che non producono frutti che possono essere utilizzati per esempio per realizzare i pali di testa in castagno. Insomma, tornare come ai tempi della Serenissima quando Venezia veniva a verificare i pali, li selezionava e li selezionava per molte cose. Si parla spesso di economia circolare senza sapere bene di cosa si tratta. Penso che è più circolare di questa a chilometri zero, a metri zero, perché il bosco confina e penetra all'interno dei vigneti, quindi questa è un'iniziativa buona, certo va accompagnata dalle istituzioni e questo è un altro appello, quindi lavoriamo assieme per valorizzare con iniziative semplici ma che possano dare quel sostegno a chi ha l'onere di fare le manutenzioni ordinarie del bosco. Se non hai domande ti restituisco la linea, Nicola. È stato precisissimo anche il sindaco, grazie a Lucio Zanato e ai tuoi ospiti. Allora chiudiamo la pagina del maltempo, andiamo a allungare questa mattina i funerali nella chiesa di San Mauro a Costozza del piccolo Andrea Restiglian, il bimbo di 2 anni morto sabato nella sua abitazione di via Crosara. L'autorizzazione alla cerimonia funebre è stata concessa dal magistrato dopo il nulla osta, dopo l'autopsia. Ancora ignote ufficialmente le cause del decesso, un incidente in caso, molto più probabilmente un malore improvviso che ne hanno portato appunto il decesso. L'intera comunità di Longari si è stretta attorno alla famiglia, fuori dalla chiesa anche l'automobilina, la vedete, preferita da Andrea, e tantissimi fiori bianchi per questa tragedia immensa. Il piccolo Andrea di 2 anni che è morto a Longari con l'addio di una comunità che si è stretta attorno alla famiglia. Restiamo a Vicenza, nel Vicentino, ma a Vicenza in città, con il ritorno dell'operazione Strade Sicure. Era stata annunciata ed è attiva da oggi la presenza dei militari per pattugliare i punti caldi della criminalità a Vicenza. Hanno seguito questo arrivo dei militari Daniele Garbin e Federico Cibotto. Sì, buongiorno. Inizia oggi l'operazione Strade Sicure anche per Vicenza. I militari del 3° reparto del Genio Guastatori arrivano proprio oggi e resteranno fino alla fine dell'anno intanto a presidiare i punti caldi della città. 18 militari che a turno assieme alle forze dell'ordine daranno una mano proprio per controllare soprattutto la loro presenza e una deterrenza. Ecco, una presenza importante. Oggi il sindaco che era andato ricordiamo, a sollecitare il ministro Piantedosi e aveva proprio invocato l'arrivo dei militari. L'abbiamo sentito prima in un momento proprio in piazza Esedra e ci racconta anche come verranno organizzati i turni. Dopodiché abbiamo sentito i vicentini che si dicono soddisfatti dell'arrivo dei militari. Ecco, lancio i contributi e poi restituisco la linea allo studio. Sono presenti da oggi in città i militari di Strade Sicure. Sono 18 militari che saranno divisi su 3 turni dalle 7 della mattina all'1 di notte e saranno presenti a Campomarzo, nella zona del Quadrilatero e in centro storico. È stata una richiesta che abbiamo fatto al governo ancora negli scorsi mesi. Avevo avuto la possibilità di incontrare il ministro Piantedosi che si era impegnato a mandare anche qui a Vicenza un contingente. È un segnale importante perché questo consente alle altre forze di polizia di distribuirsi sul territorio, di essere presenti nei quartieri e quindi di aumentare la sicurezza e l'attenzione in città. Speriamo che appunto servano come deterrente per diminuire la presenza magari soprattutto alla sera di persone che appunto creano di disordine e confusione anche nelle ore serali, insomma, ecco. Io sono contentissima perché da me sinceramente, e abito in una zona abbastanza centrale,
succedono delle cose che non mi piacciono, quindi per me va benissimo. Ecco, che cosa possiamo dirlo che ha visto e che vorrebbe non vedere più? Sotto casa i drogati, per esempio, troviamo la mattina le cartine, sporco perché evidentemente hanno passato la notte e quindi questa cosa non mi disturba, se devo dire, se allontana, se serve. La presenza è fondamentale per far vedere che c'è lo Stato, c'è qualcuno che controlli. Per me è molto molto valida la situazione. Anche in orari diversi, non si parla solo durante il giorno? Certo, sì, fondamentale anche questo, perché i problemi esistono a qualsiasi ora, che sia mattina presto, come è successo a me l'altra settimana alle 7 del mattino, come verso sera e di notte lo stesso. Adesso io non so dei precisi orari che faranno i ragazzi, però è valido che ci sia in vari momenti della città. È voluto ed è una cosa validissima, anzi ringrazio chi ci ha pensato, perché ci aiuta anche per tranquillità, anche per le colleghe, venire a lavorare la mattina hai paura, cioè non sai mai chi trovi. Grazie. La presenza di una divisa cosa rappresenta? Ecco, rappresenta sicurezza, proprio tanta sicurezza. Positivamente il controllo in più è sempre benvenuto. Qualche anno fa era stata una misura sospesa e mi sembrava anche che avesse tutto sommato una certa utilità, soprattutto nei parchi, magari adesso arriva la bella stagione, quindi magari però alle volte la sera, quando inizia a essere buio in certe zone, in effetti avere un passaggio in più, un controllo in più anche come azione di deterrenza. Diciamo che è positiva, sono contento, speriamo che cominci anche un po' un giro di svolta su tutto questo malessere che negli ultimi mesi sicuramente c'è stato, anche magari non facciano niente, ma solo il fatto che ci siano secondo me può aiutare. Così a Vicenza. Allora vi facciamo vedere adesso un video particolare riferito a una notizia che appunto è datata ieri, una Pasquetta che ha visto una donna, Samuela Cescofrare, avere un faccia a faccia certamente inquietante con un lupo. È successo a Santo Stefano di Cadore, intorno alle 6:40 del mattino. Samuela Cescofrare stava tranquillamente passeggiando nel centro di Campolongo di Santo Stefano di Cadore quando a un tratto è stata avvicinata da un esemplare pronto ad aggredire lei e il suo cane, che si chiama Luna. Fortunatamente la donna è riuscita a metterlo in fuga usando l'ombrello. Vi facciamo vedere le immagini del lupo che si trovava in zona, ripreso da una videocamera, da una fototrappola di una zona vicina. Adesso vi faccio vedere il video, eccolo qua, questa è la zona in cui fra poco vedrete spuntare il lupo che di fatto attraversa la strada. Eccolo qui, lo vedete il lupo che prima torna indietro e poi ha visto una macchina e quindi torna indietro e poi attraversa la strada. È lo stesso lupo, e fra poco lo rivedremo, che ha aggredito, eccolo qui, la signora di Santo Stefano di Cadore. In questo momento attraversa la strada, come vedete, e che appunto ha aggredito la signora. Avete visto il passaggio del lupo. La signora fortunatamente è riuscita a salvare se stessa e il suo cane. Questo ovviamente ha messo un po' in allarme la zona di Campolongo. Siamo nella zona di Santo Stefano di Cadore, ma come sappiamo la presenza del lupo in alcune zone del Veronese ormai è acclarata anche nei centri cittadini, ed è per questo che c'è un lungo dibattito appunto sul modo di contenere la presenza del lupo anche nei centri cittadini. È un tema di fatto che riguarda anche gli ambientalisti, se vogliamo, ambientalisti che, cambiando decisamente zona e argomento, hanno destato scalpore quando a Padova hanno interrotto di fatto la messa di Pasqua a Padova con gli attivisti di Ultima Generazione. Volevo solo lanciare un messaggio di pace, anche se non è colpa nostra. Dopo aver provato ad intervenire durante la messa di Natale alla Basilica del Santo, gli attivisti di Ultima Generazione hanno cercato di interrompere il vescovo di Padova, Claudio Cipolla, durante la liturgia pasquale. 2 ragazzi del movimento ecologista sono entrati in azione durante la celebrazione di domenica alle 11 nella chiesa della Madonna Incoronata nel quartiere Sacra Famiglia a Padova.
una giovane minorenne e che si era resa protagonista anche del blitz di Natale, dopo aver ricevuto la particola della comunione dal vescovo, si è inginocchiata vicino all'altare e ha esposto un cartello con scritto «Ho 17 anni e non ho un futuro». Ha anche cercato di leggere un comunicato, ma è stata allontanata da 2 agenti della Digos che l'hanno accompagnata insieme all'altro giovane in questura. La protesta ambientalista però non si è fermata perché ieri, lunedì dell'Angelo, hanno deciso di riprovarci. Questa volta però hanno chiesto di intervenire durante la messa nella chiesa di Santa Rita, parrocchia guidata da Don Romeo Sinigaglia, che ha proposto ai giovani attivisti di presentarsi il prossimo fine settimana per parlare in chiesa. Cambiamo argomento, parliamo di una emergenza che mai si è chiusa, quella della droga tra i giovanissimi, droga e dipendenze. Negli Stati Uniti e in Europa è allarme ormai da tempo per il dilagare della dipendenza da fentanyl, un opioide sintetico utilizzato come trattamento per il dolore cronico, viene utilizzato però veramente come droga. E viene chiamata, pensate, la droga degli zombie perché l'effetto è devastante su chi assume questa droga e chi diventa dipendente da questo opioide sintetico. Vediamo com'è la situazione in Veneto e in special modo a Treviso. Gli operatori di strada che lavorano sul nostro territorio, sulla provincia in particolare, insomma nel territorio di Treviso, e ci riferiscono che c'è l'abitudine non così infrequente dell'utilizzo di farmaci da parte soprattutto dei giovani. C'è anche il fentanyl tra i medicinali che sempre più di frequente i giovani acquistano sul mercato nero, un uso puramente ricreativo di sostanze oppioidi e di antidolorifici che presi insieme a droghe aumentano il loro effetto. Il fentanyl che è utilizzato sia nell'anestesia che per il dolore cronico, quindi è un farmaco commercializzato già in Italia. L'allarme deriva dal fatto che sono state già segnalate preparazioni commerciali vendute al mercato nero di farmaci appunto contenenti il fentanyl. È un allarme che è già stato diramato nel 2017 dagli Stati Uniti con un'allerta internazionale che è arrivata anche in Italia in quel periodo tramite segnalazione dell'Interpol, e che effettivamente poi negli ultimi anni è una sostanza che è arrivata anche in Italia. 50 volte più potente dell'eroina, 100 volte più forte della morfina. Il fentanyl è un opioide sintetico che dagli anni 90 è usato come analgesico contro il dolore cronico. Negli Stati Uniti è emergenza nazionale con ben 1.700.000 morti in meno di 30 anni. Nella Marca, anche se non si parla di emergenza specifica, il fentanyl è presente tra le sostanze stupefacenti di cui un numero crescente di giovani fanno uso. Non vediamo tutta la popolazione, in particolare giovanile, però questa problematica probabilmente questa sostanza è a rischio appunto in generale per la popolazione generale e dei giovani in particolare. Dal Dipartimento per le dipendenze dell'US2 non viene registrato nella Marca un aumento negli ultimi anni di ricoveri, ma sta cambiando la tipologia di utenze. Dai giovani agli adulti sempre più spesso le dipendenze si basano su un poliabuso di sostanze. Per questo è necessario agire sulla prevenzione. Quante volte parliamo purtroppo di violenza di genere, violenza sulle donne, e quante volte diciamo che la prevenzione è più importante della repressione? Ebbene, pensate che a Treviso, nella Marca trevigiana a Colleumberto, c'è un'azienda che ha previsto per i suoi dipendenti, che sono in buona parte uomini, incontri con educatori per la prevenzione della violenza di genere anche sul lavoro. Il titolare dell'azienda è una persona molto sensibile, naturalmente. Certo. Ci chiama, ci contatta, viene strutturato un format. È un'azienda metalmeccanica molto interessata al tema della prevenzione e della violenza di genere. Si parte mercoledì, in azienda si fa formazione contro la violenza di genere. 3 incontri e un percorso educativo creato per lavorare proprio sugli stereotipi legati al genere. A chiederlo, caso più unico che raro, è proprio un imprenditore della Marca alla guida di un'azienda metalmeccanica di Colleumberto. Quasi 200 dipendenti che, oltre ad essere lavoratori, spesso sono anche genitori, sottolinea Chiara Grando, coordinatrice della cooperativa sociale Itaca, che erogherà la formazione. La stessa che la cooperativa sta portando nelle scuole con il progetto Alice Incontri.
incontra Pollicino. Riprendiamo quelli che sono i contenuti che noi sviluppiamo con i ragazzi: educare al rispetto, alla sensibilità, alla capacità di mettersi nei panni degli altri, perché poi sono i genitori coloro che influiscono sul modello relazionale dei figli. 1.400 gli studenti raggiunti in 14 istituti della Marca con il progetto nato dalla collaborazione tra Comune, ULSS 2 e Fondazione di Comunità. Un lavoro sulla prevenzione che nasce dall'educazione alle relazioni, che promuove l'ascolto, aiuta le persone a liberarsi da stereotipi, da rabbia, aggressività, a dinamiche di potere e controllo che anche nella Marca hanno avuto epiloghi tragici. Ora, grazie ad un imprenditore illuminato, questo lavoro entra anche in azienda, nella speranza, confidano le educatrici, che questa goccia in mare possa allargarsi a macchia d'olio. Solitamente a questi incontri di formazione partecipano i genitori più sensibili. Se invece riuscissimo a partire da questa proprio sensibilità di alcune persone ad entrare e lavorare con i lavoratori, quindi con gli adulti prima di tutto, ma anche con genitori, promuovendo formazione all'interno del welfare aziendale, questa cosa ci permette di lavorare con il territorio. Le aziende in tutto il Veneto devono anche guardarsi da un problema. L'inverno demografico significa meno nati, meno giovani e quindi anche meno lavoratori, e preoccupano i dati in tutto il Veneto. Vediamo com'è la situazione a Padova. A Padova la popolazione in età lavorativa conta quasi 595.000 persone, pari al 63,9% del totale, ma secondo uno studio di Fabbrica Padova del centro studi di Confapi si è calcolato che in meno di 20 anni scenderà di circa 99.300 unità. Una popolazione sempre più vecchia ha ovvie conseguenze anche sul mercato del lavoro. In Italia l'età media della popolazione è attualmente di 48,3 anni, è la più elevata tra i paesi dell'Unione Europea e si prevede salirà fino al 51,6 anni nel 2050. L'età dei lavoratori aumenta, ma quello che diminuisce è il loro numero. Questo è il problema, perché con l'aumentare dell'età diminuisce il numero. Quindi già oggi noi abbiamo dei grossi problemi, tutta l'organizzazione ha dei grossi problemi perché mancano parecchi posti di lavoro. Nel 2027, dal calcolo che abbiamo fatto, nella provincia di Padova mancheranno 50.000 lavoratori, nel 2041 mancheranno 100.000 lavoratori, che non sono solo lavoratori, sono proprio persone, perché diminuisce il numero degli abitanti. Questo è il vero problema. C'è una crisi demografica molto importante, non è controbilanciata a sufficienza dall'immigrazione. La società invecchia e il rischio che verranno a mancare persone da impiegare e i servizi. Nei prossimi 20 anni si ridurrà del 16% la percentuale della popolazione adulta tra i 25 e i 64 anni, mentre dovrebbe crescere di quasi 1 milione di unità la popolazione tra i 65 e i 69 anni, più 27,8%. Questa fascia d'età, per effetto dello spostamento in avanti dell'età attiva e di pensionamento, sarà sempre più presente nel mercato del lavoro, con conseguenze dirette sull'impiego di capitale umano e la disponibilità di competenze, specie di tipo digitale. In realtà la mancanza di lavoratori è trasversale, dai lavori più semplici, almeno apparentemente, a quelli più sofisticati. Ci sono meno persone che sono pronte a ricoprire certi ruoli, e questo è il vero problema. Confapi Padova chiede dunque che venga rivista la strategia per garantire il ricambio generazionale, garantendo la formazione dei lavoratori. E dobbiamo affrontarlo come? Garantendo una maggiore possibilità di accesso al lavoro, cioè le persone ci sono, ma molte sono donne, per esempio, e per le donne purtroppo non ci sono strutture sociali che consentano l'ingresso al lavoro. Bisogna che i giovani siano formati in modo da poter lavorare, ma anche che i lavori siano pronti a ricevere i giovani che hanno una mentalità diversa, e bisogna anche che l'immigrazione controllata, valutata e organizzata vada a ricoprire quei ruoli lavorativi che mancano. E allora c'è un altro settore che soffre per la mancanza di giovani e soprattutto giovani nel lavoro, quello della ristorazione e del turismo. Vediamo com'è andata Pasqua e Pasquetta a Treviso.
A Pasqua dietro al bancone, Treviso ha registrato tra ristorazione ed ospitalità turistica il tutto esaurito. Ascom Confcommercio ha certificato aperture di almeno il 78% delle attività. Per la giornata di oggi è prevista una spesa media di 50 euro bevande incluse per quanto riguarda il mondo dell'offerta della ristorazione, ma si può facilmente spendere di meno e evidentemente anche di più, mentre per l'accoglienza turistica, per l'ospitalità è prevista una spesa media di 100 euro, dai 100 ai 130 euro a notte per un pernottamento medio di 2 giorni, 2 notti, ecco. Un trend in linea con il 2023, anno del post-Covid, che ha registrato una crescita importante del settore. A non aiutare il comparto con le federazioni del campo alimentare, il meteo ballerino, che ha favorito l'acquisto last minute sia delle vacanze che delle materie prime per il pranzo pasquale. Listini ritoccati con un'inflazione che oggi si attesta intorno allo 0,8%. Sono stati degli aggiustamenti di listino inevitabili, perché nello scorso anno abbiamo visto una inflazione galoppare anche a 2 cifre e quindi è stato inevitabile che ci fosse una ricaduta nei listini, ed è anche per questo che c'è un segnale di aumento quest'anno, per la Pasqua di quest'anno, il lieve aumento rispetto allo scorso anno, dovuto in parte anche a questo adeguamento dei listini. Sul fronte delle polemiche sollevate da alcuni commercianti che hanno chiesto un confronto con l'assessorato alle attività produttive del Comune di Treviso per rendere più attrattiva la città durante la settimana, la presidente Dania Sartorato rilancia sulla residenzialità. Affitti troppo cari e pochi immobili allontanano trevigiani e studenti dal centro storico. Laddove ci sono i residenti, e quindi c'è tutto il tema della residenzialità, dove ci sono i residenti lavorano anche i negozi alimentari, lavorano anche i negozi di telefonia, la vendita di computer, perché ci sono gli studenti che hanno esigenze di servizi. Ecco, il tema degli studenti porta con sé tutta una serie di servizi annessi. Allora, prima di andare in pubblicità, torniamo da Federico Fusetti nel suo giro nella zona di Fontaniva per la tromba d'aria. Abbiamo aperto vedendo i danni che ha subito un residente di via Risorgimento. Federico, adesso dove sei? Sì, buongiorno Nicola, siamo in un altro punto di via Risorgimento perché è veramente la strada più colpita. Abbiamo incontrato il vice sindaco Alberto Trento perché è rimasto tutta la notte a controllare la situazione insieme alla protezione civile e ai vigili del fuoco, e adesso è tornato per un altro sopralluogo. La conta dei danni la state facendo, tanta paura, ecco, quello l'abbiamo sentito da tutti i residenti, veramente tanta paura. Sì, assolutamente molta paura, è stata questione davvero di pochi attimi, però i danni sono stati davvero importanti. Attualmente sono all'opera ancora i vigili del fuoco, stanno cercando di risolvere delle situazioni particolarmente delicate, alcuni alberi che sono appoggiati ad edifici che ne stanno anche mettendo un po' in discussione la possibile staticità, quindi insomma le operazioni non si sono mai fermate da questa notte, dalle 9:30 praticamente di questa notte stiamo continuando. La conta dei danni è importante comunque, soprattutto negli edifici privati, ma anche dal punto di vista pubblico, della pubblica illuminazione ci sono dei tratti particolarmente ammalorati. Per fortuna però possiamo dire che non ci sono stati danni a persone. Quello che ci sta mostrando Francesco è un palo della luce piegato in questo modo, veramente impressionante. Assolutamente, fa davvero effetto, puoi vedere quanto un pannello di alluminio possa aver inciso e dà l'effetto di quanta forza ci fosse appunto nel vento di questa notte, in questa tromba d'aria. In questa abitazione qui vicino, Francesco, alla tua sinistra, un altro pannello che ha colpito il tetto e poi si è fermato sul balcone. Insomma, anche questa è la forza del vento, è stata incredibile. Incredibile assolutamente. Poi più avanti si vedevano addirittura delle travi di legno, delle coperture che sono state rimosse e che volteggiavano nell'aria. È stato molto importante, i danni sono evidenti, alla luce del sole sono ancora più forti e fanno ancora più impressione. C'è qualcosa da dire ai residenti che vengano magari da voi, se hanno da segnalare qualcosa? Sì, attualmente noi ci stiamo muovendo per dichiarare lo stato di emergenza, abbiamo fatto tutti i passaggi sia con la regione e abbiamo attivato il COC, quindi la centrale operativa per l'emergenza. Se dovessero esserci particolari situazioni di pericolo, noi siamo qui a disposizione, ci facciamo da tramite sia con le autorità e i vigili del fuoco in modo tale da mettere in sicurezza tutte
tutte le eventualità. Grazie al vice sindaco Alberto Trento. Nicola, ti restituisco la linea, poi naturalmente daremo altri aggiornamenti. Grazie a Federico Fusetti, grazie al vice sindaco e buon lavoro. Noi andiamo in pubblicità, poi apriamo la pagina politica. Di nuovo in diretta, allora apriamo una pagina politica e ripartiamo da Bassano. C'è sempre la questione centrodestra che ribolle. Altro che restare leggeri dopo le feste per smaltire le pesantezze del lungo weekend pasquale, la politica bassanese non ha nessuna intenzione di mettersi a dieta e riparte da dove l'avevamo lasciata, con bordate e dichiarazioni senza peli sulla lingua. E così, dopo il botta e risposta tra Nicola Finco e il PD sul tema sanità, ecco arrivare il turno di Gianni Castellan, ex candidato sindaco pro tempore per Italia Viva, che nell'ottica della coalizione di centro con Lega, Forza Italia, DC e appunto Italia Viva, lancia un chiaro messaggio a Fratelli d'Italia. Abbiamo lavorato per semplificare l'offerta politica e mettere assieme l'offerta politica moderata e riformista con l'obiettivo preciso di isolare Fratelli d'Italia. Il tema sanità resta comunque primario, sintomo di un profondo malessere fra i cittadini. Il lavoro che ha fatto il vicepresidente Nicola Finco sulla sanità è stato un lavoro importante, come altrettanto importante è stato il lavoro che ha fatto il centro-sinistra in questi anni in difesa della sanità. Certo, da questo punto di vista attaccarsi sul tema della sanità mettendosi sulle le etichette e le medaglie è solo figlio di questa campagna elettorale che è partita sicuramente molto male. Infine, ecco l'altra bordata, stavolta indirizzata alla sindaca Elena Pavan. Io credo che la sindaca dovrebbe prendere atto di questa scelta diversa che ha fatto il suo partito. Dopodiché, se invece non si vuole prendere atto di questa scelta diversa che avrà le sue motivazioni di merito, è chiaro che si può durante la campagna elettorale discutere di tutte le mancanze che questa amministrazione ha avuto, nonostante lo sforzo e il lavoro dei suoi amministratori, perché io credo che da Marin a Scotton abbiano fatto un buon lavoro, ma quello che è mancato è la leadership, la forza di questa sindaca, che ha dimostrato limiti notevoli che stanno alla base della scelta del gruppo dirigente della Lega. E poi c'è il caso Vittorio Veneto. Abbiamo raccontato nei giorni scorsi la scelta ormai ufficiale di quella tre liste che sostengono Gianluca Posocco. C'è Gianantonio Darè, c'è Flavio Tosi con Forza Italia, e quindi Fratelli d'Italia che ha attaccato dicendo Forza Italia ha spaccato il centrodestra, e dopo Vittorio Veneto la battaglia interna al centrodestra si sposta su Preganziol. Forza Italia non ci sta al diktat dei meloniani. I meloniani vogliono il loro candidato, gli azzurri il loro candidato che è Dino Vecchiato, mentre appunto per il candidato dei meloniani è Gianni Cestari. Insomma, si litiga adesso a Preganziol. Arriva un monito anche da un importante esponente leghista come Mario Conte. Il tavolo del centrodestra è aperto, ma noi riteniamo che Dino Vecchiato sia assolutamente la persona che possa meglio incarnare il sentiment di Preganziol e possa in questo momento far convergere le idee programmatiche di tutti sulla sua figura. Quindi lei non è disponibile a sostenere Cestaro a Preganziol? Ma guardi, noi l'abbiamo sempre detto, riteniamo che il tavolo sia ancora aperto, ci sia ancora qualche giorno per decidere, ma per noi il candidato migliore è Dino Vecchiato. Forza Italia non molla Preganziol e tiene il punto su Dino Vecchiato, candidato per il centrodestra, di fatto rispedendo al mittente il diktat di Fratelli d'Italia formulato da Claudio Borgia. I meloniani vogliono infatti come primo cittadino preganziolese Gianni Cestaro. Il Liberi Tutti è arrivato dopo l'ufficializzazione della corsa sindaco di Vittorio Veneto di Gianluca Posocco, Delfino di Gianantonio Darè, fresco di espulsione dalla Lega Salviniana,
Bologna è ora candidato nella città della vittoria proprio con la Forza Italia di Flavio Tosi. Forza Italia ha fatto saltare il tavolo del centrodestra, aveva tuonato il meloniano Borgia, preannunciando il sostegno al candidato della Lega ufficiale Giovanni Braido e chiedendo allo stesso tempo di chiudere su Preganziol con Cestaro. Chies contesta la premessa del collega. Ma io capisco Claudio, che tra l'altro conosco molto bene, ma gli ricordo che a Vittorio Veneto non siamo stati noi a far saltare il banco della trattativa, è stata semplicemente una questione interna alla Lega, che ha visto il candidato Posollo, che da sempre era stato indicato come possibile candidato del centrodestra, ritrovarsi a non esserlo più. Insomma, il problema è della Lega, non degli azzurri, con Chies che conferma poi il sostegno su Mogliano al sindaco uscente Davide Bortolato, al momento l'eccezione che sembra confermare la regola di un centrodestra in difficoltà a trovare la quadra soprattutto nei comuni più grossi, dove voci in capitolo ce l'hanno anche le segreterie regionali. Un monito arriva da Mario Conte. Se parliamo di centrodestra unito dobbiamo dimostrarlo nei fatti e mi pare che oggi la situazione sia tutt'altro che unita. Allora la proposta che faccio io è invece di concentrarsi sulla suddivisione politica degli incarichi, mi concentrerei sui temi. Se parliamo di temi credo che troveremo molta più convergenza. E il caso Vittorio, insomma, ha fatto parlare per settimane, continua a far parlare per settimane, non è l'unico caso di centrodestra diviso, ma è molto molto significativo. Intanto proprio a Vittorio Veneto il centrosinistra invece si aggrega e guarda al campo largo. Vittorio Veneto in questo momento è un laboratorio politico, naturalmente la spaccatura della Lega Nord qui in città segnerà il passo per tutta la regione. La spaccatura nel centrodestra da una parte, il campo largo di PD, 5 Stelle e Civici dall'altra. Le candidature di Gianluca Posocco, Giovanni Braido e Mirella Balliana fanno saltare gli schemi politici tradizionali, anche se a poco più di 2 mesi dalle urne, secondo la candidata del centro-sinistra, sarebbe ora di parlare di contenuti e non di beghe e di partiti. Noi puntiamo a riformulare e rivedere tutto quello che non è stato fatto in città e quindi l'aspetto e le beghe interne della Lega Nord, le divisioni, le lasciamo a chi di dovere. Esponente del mondo civico, sostenuta dal Partito Democratico, Balliana lascia la porta aperta a tutti coloro che vogliano dare un contributo fattivo per far progredire Vittorio. Il Movimento 5 Stelle e anche i Verdi hanno aderito, pur non avendo delle liste proprie, aderiscono a questo campo largo. Insomma, io cerco di scindere l'aspetto politico dall'aspetto amministrativo. Io vorrei fare un'amministrazione concentrata solo sulle questioni amministrative. L'idea che i big di PD e 5 Stelle possano fare capolino in città per sostenerla non entusiasma la candidata, che rivendica la sua posizione civica. Penso di poter interpretare e sposare le sensibilità di tante persone, ripeto, a prescindere dal colore politico in cui credono. Ecco. Lasciamo la politica, parliamo di sanità con l'intelligenza artificiale che entra anche nel campo della radiologia. Tutti i pazienti in tutti gli ospedali potranno avere una qualità dell'immagine paragonabile proprio perché lì intervengono delle tecnologie che non sono più quelle classiche tradizionali, ma che li bypassano completamente perché sono dei software. Una spinta alla diagnostica per immagini in termini qualitativi e quantitativi. L'intelligenza artificiale è ufficialmente entrata negli ospedali trevigiani in supporto dell'unità operativa complessa di radiologia e del Dipartimento di Diagnostica per Immagine del distretto di Treviso. Adesso come adesso ci vuole un'ora per paziente, quindi veramente sono tempistiche che ci mettono un attimo in difficoltà. L'intelligenza artificiale sicuramente ci sta già adesso, ma sempre più perché è un upgrade continuo, aiutando a ridurre sensibilmente i tempi, migliorando anche la qualità dell'imaging e di conseguenza anche delle indicazioni che poi il radiologo potrà detrarre, e anche riuscendo a poter dare possibilità di fare questi esami a una popolazione sicuramente più ampia. Treviso in prima linea, sono già presenti applicativi concreti. Per esempio per quanto riguarda l'acquisizione dell'ATC del torace, quando viene fatta il medico radiologo attraverso l'intelligenza artificiale ha tutta una serie di dati che diventano sicuramente fondamentali per quello che è il corretto inquadramento.
trattamento. Altra cosa molto importante nel mondo dello screening mammografico. Oltre all'abbattimento delle liste d'attesa e all'accompagnamento al lavoro dei tecnici radiologi meno esperti, l'intelligenza artificiale potrà avere un ruolo importante nella prevenzione, sostenendo i percorsi di screening attivati dall'ULSS 2. Viene fatta una doppia lettura con 2 radiologi proprio per dare la certezza che qualcosa non possa essere scappato da una parte e dall'altra, e il referto viene chiuso solo quando c'è consenso unanime tra i 2 radiologi. L'intelligenza artificiale in questo momento diventa un collettore. La riflessione che io farei oggi è che le tecnologie corrono a un livello, secondo me, che è un po' più sproporzionato alla nostra capacità di capire quello che sta succedendo. Quindi il grande sforzo dal mio punto di vista è capire non quello che noi oggi possiamo fare, ma come organizzarsi fra 10 anni. Ancora la sanità con un mito che viene sfatato, cioè la pericolosità dei videogiochi per i giovanissimi. O meglio, spieghiamo, la dislessia si può combattere con i videogiochi d'azione. A dimostrarlo è una ricerca di un team dell'Università di Padova che ha realizzato un test su 120 bambini che sono appunto affetti da dislessia. Guardate. Spesso vengono mal considerati dai genitori che li vietano ai figli, ma uno studio recente che ha unito l'Università di Padova con i ricercatori di Bergamo, Pavia, Milano, Varese, Lecco e Parigi ha messo in luce come i videogiochi d'azione possono avere un ruolo chiave nella risoluzione delle difficoltà nella percezione dei suoni del linguaggio, principale causa della dislessia evolutiva. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Science of Learning del gruppo Nature. È da un po' di anni che stiamo studiando l'effetto di questi videogiochi sullo sviluppo dei bambini. Avevamo già dimostrato un effetto sui bambini dislessici con un aumento della velocità di lettura e anche miglioramento delle capacità attentive. Questa volta siamo riusciti a intervenire prima e a lavorare anche sui circuiti più uditivi fonologici. E abbiamo capito che il videogioco, come tutti i giochi, hanno un effetto molto potente sullo sviluppo dei bambini. In questo caso il videogioco riesce a aumentare la velocità di elaborazione anche dei suoni, permettendo di superare uno degli scogli più grandi per quando si deve imparare a leggere. Sebbene giocare sia considerato indispensabile per lo sviluppo cognitivo, sensomotorio e sociale di un bambino, c'è ancora una certa resistenza nel pensare che un simile ruolo possa essere svolto anche dagli attuali videogiochi. Diversi studi hanno però dimostrato che nei bambini con dislessia la velocità di lettura può migliorare in seguito a un trattamento riabilitativo con videogiochi commerciali che stimolano le abilità attentive. Un miglioramento dell'attenzione infatti risulta indispensabile per leggere le lettere. È una tecnologia, c'è, e la cosa più intelligente è quella di farlo nostro valido alleato. Quindi i bambini, noi abbiamo visto durante le nostre sessioni di trattamento, si divertivano, erano in gruppetti di 4, 5, 6 bambini, quindi anche tra di loro formavano un bel gruppo, ed era fondamentale ovviamente la presenza dello sperimentatore in modo tale anche da stimolare il bambino quando era in difficoltà in alcuni momenti del gioco. Ai genitori mi sento di dire che se il bambino mostra interesse verso i videogiochi, non demonizzare completamente, scegliere videogiochi giusti con le giuste modalità anche di somministrazione, se così vogliamo dire, per farli giocare coi giochi giusti e nelle giuste quantità. Questo studio di prevenzione ha coinvolto 120 bambini dell'ultimo anno della scuola dell'infanzia. Un sottogruppo presentava difficoltà nei prerequisiti della lettoscrittura e quindi erano a rischio per una futura dislessia. Lo studio dimostra che con solo 20 sessioni di gioco con un videogioco d'azione da 45 minuti ciascuna si annullano specificatamente i disturbi nella percezione dei fonemi. Prima di continuare con i servizi, un aggiornamento di cronaca, lo vediamo dal sito del Gazzettino. Valanga sopra il lago di Misurina, 5 persone travolte dalla neve. È successo appunto questa mattina a Cadini di Misurina, siamo ad Auronzo di Cadore, travolte 5 persone. Lo smottamento si è verificato intorno all'ora di pranzo sul gruppo montuoso delle Dolomiti Orientali che sovrasta il lago di Misurina. Le 5 persone che sono state investite dalla neve sono fortunatamente state soccorse e non risultano ferite gravemente. 5 persone travolte dalla neve, una valanga sopra il lago di Misurina. Vedremo altri aggiornamenti nel corso delle prossime edizioni dei nostri telegiornali. Torniamo nel Bassanese, abbiamo parlato di difficoltà delle aziende, di tutti i settori a trovare giovani lavoratori, parliamo di allevatori e agricoltori e l'obiettivo è quello di avvicinare proprio i giovani.
sacrifici e mai un giorno di stop, sì, perché la natura non si ferma e con lei anche contadini e allevatori, lavori antichi, lavori tramandati da padre in figlio che oggi guardano al futuro con un nuovo sguardo sempre più giovane. È partito mio nonno quando gli hanno regalato una vitellina e adesso siamo arrivati a un centinaio di capi, proseguita poi da mio padre e da mio zio. Adesso è arrivata la nuova generazione che non sono solo io, e anche mio fratello e anche mio cugino, a denotazione del fatto anche che comunque l'agricoltura è un mestiere difficile, ma che comunque nonostante tutte le difficoltà attrae anche ragazzi giovani che hanno voglia di fare. Impegno e dedizione, un lavoro a servizio della natura e dei suoi tempi. Siamo divisi tra stalla e casificio. In stalla si comincia molto presto, la sveglia è alle 5, si arriva in stalla, si prepara a mangiare le vacche. Noi attualmente abbiamo il robot di mungitura, quindi una mungitura automatizzata, quindi si vanno a cercare quelle che magari hanno un po' più pigre, che non avevano voglia di farsi mungere, si vanno a recuperare per portarle verso la mungitura, mentre chi lavora in casificio aspetta che arrivi il latte, quindi parte un pochettino più tardi, verso le 6, si raccoglie il latte e si comincia a lavorare all'interno del casificio per poi trasformarlo in formaggio. Un mondo, quello dell'agricoltura, oggi esposto a nuove vulnerabilità del mercato. La sfida principale è quella del reddito dell'agricoltore, ovvero riconoscere il giusto prezzo e il giusto valore ai prodotti che noi produciamo. Non è solo una questione zootecnica, è una questione dell'agricoltura in generale, penso alle orticole, penso alla cerealicoltura, perché quando noi andiamo sugli scaffali dei supermercati spesso il prezzo è molto superiore a quello che viene pagato a noi. Anche qui ci vorrebbe magari una filiera più attenta a chi produce. Proteste a gran voce del mondo agricolo che hanno portato a nuovi passi verso l'Europa. Noi come Coldiretti abbiamo spostato l'attenzione in Europa perché è da lì che nascono le leggi, è da lì che bisogna partire per far capire non solo a chi poi promulga le leggi ma anche al consumatore finale quella che è l'importanza del nostro ruolo, non solo per la produzione di cibo ma anche per la tutela del territorio, perché dove c'è agricoltura c'è minor dissesto idrogeologico. A Castelfranco adesso per parlare dei lavori al Conservatorio Steffani della città, i lavori che partono grazie a un bando vinto da 10 milioni di euro. Il progetto esecutivo è stato approvato dalla sovrintendenza e dagli organi di controllo. Si parte con le gare gestite dalla stazione unica appaltante della provincia di Treviso e così l'inizio dei lavori. La posa della prima pietra per la nuova sede del Conservatorio Steffani di Treviso a settembre 2024. È un lavoro di squadra che è iniziato molti anni fa, però abbiamo portato adesso a termine, nel senso che siamo arrivati finalmente a cominciare questi lavori che porteranno ad avere un conservatorio prestigioso con una sede nuova adeguata, ma sempre in un edificio storico che possa anche valorizzare la tipologia di attività formativa che facciamo, un'attività artistica creativa. 87 i docenti, una decina a contratto e 400 gli studenti per 40 corsi di studio. La nuova sede è realizzata grazie alla riqualificazione dell'ex scuola Maffioli sugli Aricati, del chiostro dei Serviti e della chiesa di San Giacomo sull'omonima via. Le funzioni didattiche saranno organizzate all'interno dell'ex Maffioli e del chiostro. Cambierà in città il fatto che quello scorcio, quell'entrata a Castelfranco Veneto che oggi vede una situazione di degrado, si troverà invece con un immobile storico riqualificato che darà finalmente una sede stabile al Conservatorio Agostino Steffani, che ricordo essere il conservatorio della provincia di Treviso. Un'opera da 10 milioni di euro che ha ottenuto un maxi finanziamento grazie al bando ministeriale dell'edilizia delle istituzioni alta formazione artistica e musicale, unico in Italia il Conservatorio Steffani con un importo così alto insieme al Conservatorio di Pescara. Dai lavori per l'importante conservatorio della provincia di Treviso, come diceva giustamente il presidente della provincia Stefano Marcon, all'importante lavoro di restauro conservativo della tela dell'Annunciazione del Tiziano, custodita alla Scuola Grande di San Rocco, restauro che si è concluso. La tela dell'Annunciazione di Tiziano, dipinta tra il 1522 e il 37, è tornata a splendere maestosa alla Scuola Grande di San Rocco a Venezia dopo un accurato e certosino lavoro di restauro.
L'intervento è stato possibile grazie all'importante finanziamento del comitato privato Sir Venice. L'intervento è stato presentato alla presenza anche del patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, ed è stato accolto con gratitudine e entusiasmo da tanti veneziani. Il guardian grande di San Rocco, Franco Posocco, spiega l'importanza della giornata. Il quadro è uno dei quadri più importanti di Tiziano e anche uno dei più bei, delle opere più note che sono a Venezia in fatto di pittura. È un annuncio, è un quadro bellissimo che non ha solo la qualità estetica, ma è anche l'annuncio della primavera, l'annuncio della vita che sempre risorge, che sfida il tempo e che è una sorta di premonizione dell'eternità. Un'opera nel cuore di tutti i veneziani. Il quadro è dolcissimo ed è stato amato veramente da tutti i veneziani ed era proprio mostrato come segno di Venezia che nasce. C'è questo mito della città che viene fondata nel giorno dell'Annunciazione e quasi questo quadro sembra voler ripetere questo messaggio. Così si è sviluppato il restauro, lo racconta il restauratore Giulio Bono. È stato un intervento più mirato allo studio dell'opera che non a delle operazioni di conservazione specifiche. Tanto a Venezia è già iniziato il conto alla rovescia per la visita di Papa Francesco domenica 28 aprile. Nelle parrocchie è già partita la ricerca dei pass gratuiti per poter partecipare alla messa che il Papa presiederà in piazza San Marco appunto domenica 28 aprile. Ecco quali sono le regole da seguire. La caccia ai pass gratuiti per assistere alla messa presieduta da Papa Francesco a Venezia domenica 28 aprile in realtà è iniziata già da martedì 13 febbraio, quando è stato dato l'annuncio un po' a sorpresa dell'arrivo in laguna del successore di Pietro in visita pastorale. Da quando però lunedì scorso è stato confermato e comunicato il programma, la ricerca si è fatta ancora più insistente. Ecco quali saranno i criteri che verranno seguiti, lo spiega direttamente il patriarca. Chi vorrà partecipare come può fare? Si rivolgerà alle parrocchie. C'è un sito della diocesi che rimanda però alle parrocchie. Le parrocchie fanno da referenti. Certamente i numeri saranno ad esaurimento, i numeri saremo intorno ai 10.000, ecco, possibili posti di presenza in San Marco nella piazza San Marco per la celebrazione eucaristica, saranno a esaurimento, saranno date anche in base al numero degli abitanti che hanno le singole parrocchie, ecco. Ma sono prenotazioni gratuite dei posti, certamente, questo è bene sottolinearlo, non sono biglietti, sono presenze assicurate tramite la prenotazione, visto che i posti sono comunque limitati. L'obiettivo è portare la capienza della piazza a circa 10.000 fedeli. La distribuzione dei pass non è ancora cominciata. Si aspetta di conoscere i numeri della capienza della piazza, che verranno stabiliti dalle autorità competenti nei prossimi giorni. Il tema di questa visita che è stato scelto è essere uniti alla vita. Sì, è un po' il tema del Vangelo di Giovanni, la vite, i tralci, l'unità, ecco, che è importante tra le membra, ma deve essere prima di tutto una grande unità con il Signore Gesù. In tempo pasquale questo ha un significato particolare perché dopo il cammino quaresimale, dopo la celebrazione di Pasqua, bisogna vivere proprio questa realtà dello Spirito che costruisce la Chiesa e quindi l'idea è proprio questa immersione, diciamo, in colui che dà anche la unità visibile alla Chiesa. Lo sport adesso, il velista cittadellese Riccardo Tosetto entra nella storia, è il sesto italiano di sempre ad aver portato a termine il Giro del Mondo in solitaria senza scalo in barca a vela.
L'abbraccio alla sua famiglia sancisce il completamento dell'impresa per Riccardo Tosetto. Era partito dalla Corugna il 29 ottobre del 2023, 153 giorni di navigazione dopo, in solitaria e senza scalo in barca a vela, la gioia esplode per il rientro nel porto spagnolo da cui era partito, portando a termine la Global Solo Challenge a bordo della sua imbarcazione Ob Portus. Una sensazione quasi di leggerezza, perché dopo 5 mesi in barca è difficile capire la sensazione che si ha quando si tocca terra. Per ora siamo ancora sul pontile, ma siamo fermi, è una sensazione quasi nuova. L'emozione di tornare a camminare sulla terraferma dopo 5 mesi trascorsi in mezzo al mare per circumnavigare il mondo, passando per l'equatore, il Capo di Buona Speranza e Capo Horn. Il momento più emozionante sicuramente è stato il passaggio di Capo Horn, quando ho cambiato rotta per passarci vicino e ho avuto anche la sorpresa che il guardiano del faro proprio di Capo Horn mi ha contattato via radio e io mi sono avvicinato e mi ha fatto anche delle bellissime foto. Il mio giro del mondo l'ho fatto per passare quel capo mitico e l'ho visto ed è stata un'emozione incredibile. L'incontro notturno con le balene, le emozioni, riempirsi gli occhi con le bellezze dei luoghi più sperduti della terra. Per lo skipper cittadellese però non sono mancati momenti difficili, per ben 3 volte ha affrontato venti forti che lo hanno provato. Il quarto momento, per non farci mancare nulla, 3 giorni dall'arrivo, un'altra depressione con venti costanti intorno ai 50 nodi e soprattutto la perdita del pilota, quindi ho dovuto timonare una notte intera, poi mettermi alla cappa a riparare il pilota perché è stremato e è stata abbastanza dura. Ora il rientro in Italia, il ritorno alla vita sulla terra, sognando già nuove imprese per il mare. Complimenti a Tosetto, siamo in chiusura, vi faccio soltanto rivedere questa notizia che è l'aggiornamento, un po' di cronaca delle ultime ore. La valanga sopra il lago di Misurina, 5 persone travolte dalla neve nella zona dei Cadini di Misurina, travolte 5 persone da Oronzo di Cadore. Lo smottamento si è verificato intorno alle 12 all'ora di pranzo sul gruppo montuoso delle Dolomiti Orientali che sovrasta il lago di Misurina. Fortunatamente le persone investite dalla neve sono state soccorse e non risultano ferite gravemente. Sulle Dolomiti il pericolo di valanghe è 4 forte, secondo appunto il grado, e nelle prealpi oltre il limite del bosco è di 3, livello 3 marcato. Dunque c'è ancora una forte allerta per le valanghe, lo si è visto anche questa mattina. Fortunatamente le 5 persone non sono in gravi condizioni. È tutto per questa edizione di Focus TG, grazie per averci seguito, arrivederci.